Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo questi esercizi spirituali chiedendo la grazia allo Spirito Santo, che Lui in questi giorni possa illuminare ognuno di voi che state facendo questi esercizi per poter vincere voi stessi e ordinare la propria vita secondo la volontà di Dio. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, carissimi tutti, quindi iniziamo con la prima meditazione di questi 4 giorni di esercizi spirituali. Qui abbiamo il libro degli esercizi, vedete che piccolo è, però contiene tante verità fondamentali e tante verità che aiuteranno a ordinare la propria vita secondo la volontà di Dio. Si legge in una lapide di una tomba di un vescovo nell'abbazia di Westminster in Inghilterra questa scritta: quando ero giovane e libero e la mia immaginazione non aveva limiti, sognavo di cambiare il mondo. Come divenne più grande e più saggio, scoprì che il mondo non avrebbe potuto essere cambiato. Così ridusse la mia visione e decisi di cambiare solo il mio paese. Ma anche questo sembrava essere inamovibile. Come crebbi al crepuscolo della mia vita, in un ultimo disperato tentativo, decisi di cambiare solo la mia famiglia, quelli più vicino a me. Ma nemmeno questi volevano cambiare. E ora che sono al letto di morte, capisco che solo se avessi cambiato per primo me stesso, forse con l'esempio avrei potuto cambiare la mia famiglia. Dalla loro ispirazione e con il loro incoraggiamento avrei quindi potuto cambiare in meglio il mio paese e chi lo sa, avrei potuto forse cambiare il mondo. Nel mondo di oggi, nelle situazioni che vediamo del mondo di oggi, tante persone che vivono lontane da Dio, ci fa soffrire questa realtà, ci fa soffrire vedere persone che soffrono, persone lontane da Dio, famiglie divise, tanta sofferenza nel mondo. E a volte rimaniamo così come senza trovare una via di uscita, senza sapere che cosa possiamo fare, possiamo pensare che non c'è soluzione a questo problema. E in realtà qualcosa possiamo fare. Possiamo cambiare noi stessi, come diceva questo abate di Inghilterra. Se io cambio, magari con il mio esempio, potrò fare cambiare a qualcun altro, quelli che sono più vicini a me. E quindi questa verità, questa realtà che io posso cambiare, che io mi devo convertire,
mi deve dare grandi forze per intraprendere il cammino della santità. E appunto questi esercizi spirituali hanno questo fine, di deciderci veramente, con tutta la nostra libertà, facendo un atto di libertà, veramente, di cercare la santità. Non ci sono ostacoli per cercare la santità, che io possa cambiare, non ci sono ostacoli. In questo tempo di Natale, la contemplazione del bambino Gesù ci rivela il senso della nostra vita, ci fa capire l'amore che Dio ha per ognuno di noi da mandare il suo figlio, che si è fatto uomo per me, per noi. E allo stesso tempo ci fa capire, contemplare il bambino di Betlemme, ci fa capire la nostra dignità, un Dio che ha tanta cura per me, un Dio che mi ama così, veramente fa capire che noi abbiamo una dignità grande, che siamo chiamati alla santità e a condividere con Lui la stessa vita, sia dalla grazia in questa vita, ma sia eternamente in paradiso. Per quello in questi esercizi spirituali ci saranno due grandi protagonisti. Dio, lo Spirito Santo a cui abbiamo invocato all'inizio di questa predicazione, e ognuno di voi alle vostre case, che con la vostra libertà, con il vostro sforzo, con il vostro desiderio di santità, dovete cooperare alla grazia di Dio, cercare di ascoltare quello che vi suggerisce lo Spirito Santo per vincere voi stessi e per ordinare la vita secondo la volontà di Dio. E ricordate che abbiamo inviato un video introduttivo di questi esercizi che si spiega un po' soprattutto il metodo della preghiera di Sant'Ignazio, che ognuno di voi liberamente può fare, e quindi lo abbiamo inviato al gruppo WhatsApp, sarà anche nella descrizione di questo video in YouTube, più avanti si metterà anche la descrizione, il link con il PDF di questa predicazione, di questo video introduttivo e questa predicazione che faremo adesso. Quindi entriamo subito nella prima parte degli esercizi spirituali. Voi sapete che questo libro degli esercizi, Sant'Ignazio lo divide in 4 settimane. Ogni settimana abbiamo detto che ha uno scopo specifico. Però prima ancora di entrare nella prima settimana, prima di entrare a desiderare, a chiedere la grazia propria della prima settimana, prima nel numero 23 del libro degli esercizi, Sant'Ignazio ci offre quello che è il principio e fondamento di tutto, degli esercizi spirituali, ma di tutta la nostra vita spirituale. E faremo 2 meditazioni di questo principio e fondamento, una adesso e una domani mattina. Nella prima parte di questo testo, nel numero 23, dice Sant'Ignazio: l'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore e mediante questo salvare la propria anima. Quindi adesso ricordiamo i preamboli, quello che è la prima parte della meditazione. Una volta che io finisco questa predicazione, voi dovete vedere se potete farla adesso o domani mattina, questa meditazione, dedicando 30, 40 minuti, un'ora. Un'ora sarebbe l'ideale, però evidentemente ognuno di voi vedrà quanto tempo a disposizione ha. Quindi la prima cosa che dovete fare nel momento di preghiera, di questo esercizio spirituale che noi chiamiamo meditazione, dovete fare questi preamboli. La prima cosa sarà mettervi nella presenza di Dio, cioè dedicare un minuto soltanto a dimenticare le cose che non sono Dio, cioè mettermi io in rapporto con Dio. Siamo noi soli, io e Dio. Farmi il segno della croce, cercare un posto che possa aiutarmi al raccoglimento e cominciare a pensare che Dio è con me e che io sono con Lui. Pensare quando io devo fare
una riunione o una riunione importante con una persona, immaginare che troveremo una persona molto importante, conosciuta pubblicamente, io mi preparo, mi vesto bene, penso che cosa gli dirò, perché non voglio fare la figuraccia davanti a questa persona importante. Bene, adesso mi troverò con la persona più importante, con Dio Padre, con Dio Figlio, con Dio Spirito Santo. Quindi prepararmi alla sua presenza, entrare nella sua presenza. Il secondo preambolo, ricordate, la preghiera preparatoria, sarà sempre la stessa. È nel libro degli esercizi il numero 46. E qui si chiede la grazia che tutte le mie intenzioni, le mie attività e le mie operazioni interiori tendano unicamente al servizio e alla lode della divina maestà. Quindi questa preghiera preparatoria è molto importante perché mi assicura che io in quest'ora che dedicherò alla preghiera sto cercando Dio, la retta intenzione. Io voglio che in questa ora tutto sia per Dio, tutto sia ordinato a Lui, tutto tenda a Lui, non preoccupazioni del mondo, cose che possano distrarmi. Evidentemente le distrazioni ci stanno, vengono le distrazioni, però io voglio che tutto sia indirizzato a Lui, quindi quando vengono le distrazioni cerco di respingerli per essere nella presenza di Dio. La seconda sarà, il terzo preambolo, scusate, è la composizione di luogo, cioè qui proponiamo trovarmi io davanti a Dio in paradiso, quello che si può chiamare una composizione di luogo solenne. Se ricordate, per meditare cose astratte non è che io sto contemplando un mistero di un'apparizione della Madonna o la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi devo immaginare con la mia immaginazione una situazione. Quindi io mi immagino davanti a Dio in paradiso, davanti a tutti gli angeli, davanti a tutti i santi. E questa è l'immagine che io devo avere durante questa ora di meditazione, appunto per entrare nella presenza di Dio, e quando vengono le distrazioni torno a questa immagine. Il quarto e ultimo preambolo è la grazia da chiedere, la petizione, la grazia particolare di questa meditazione. Qui, oggi, nella prima meditazione, chiederemo la grazia di capire questa verità fondamentale, che l'uomo è stato creato per Dio, che io sono creato per essere unito a Dio in questa vita e goderlo eternamente nel cielo. Capire il senso della mia vita, questa è la grazia che chiedo in questa meditazione. E quindi, avendo fatto questi preamboli, passiamo al corpo della meditazione. Quindi adesso mediteremo questa prima parte del numero 23 del libro degli esercizi, che l'uomo è stato creato per lodare, riverire, servire Dio e mediante questo salvare l'anima. In questa frase, in questa prima frase del libro degli esercizi, Sant'Ignazio sintetizza grandi verità che sono fondamentali nella nostra vita. Dice che esiste l'uomo e che l'uomo è creato da Dio. Quindi sta dicendo che Dio è il creatore. Questo significa che Dio è il creatore, che è un essere assoluto, autosufficiente, buono, che mi ama perché mi ha creato. Io non è che io ho deciso di esistere, è per un atto di amore di Dio. Vedete, essendo qui nel corpo della meditazione, quello che dicevamo per spiegare come il metodo, quando arriviamo a questo corpo della meditazione cominciamo a riflettere con l'intelligenza. Vedere Dio è il mio creatore. Io sono creato da Dio. Riflettiamo con l'intelligenza e questo ci aiuta a muovere gli affetti nella volontà, nel nostro cuore. Io devo ringraziare Dio perché mi ha creato, perché mi ha amato. Dio mi ama da tutta l'eternità e quindi devo accettare queste verità. Devo accettare che io ho un'anima, perché quest'anima si deve salvare. In questa frase
che abbiamo letto del libro degli esercizi, Sant'Ignazio ci dice: io sono creato per fare queste cose e salvare l'anima. Quindi, per la mentalità moderna di oggi, queste verità non è facile accettarle. Non è facile accettare che io sono un essere dipendente. Non è facile accettare che Dio è il mio creatore, perché noi abbiamo un disordine interiore dopo il peccato originale, quindi è che vogliamo essere padroni noi stessi. E quello che è il peccato è quello che mi allontana da Dio, e dire: tu non sei il mio padrone, io decido cosa devo fare. Quindi non è facile accettare questa verità. Sembra facile capirla, però non è facile accettarla. Dobbiamo essere umili per accettare queste verità fondamentali. E questo dobbiamo chiederlo durante la preghiera. Signore, ti chiedo la grazia di essere umile, ti chiedo la grazia di accettare con umiltà che io adesso sono un essere dipendente di te, che ho bisogno di te e che non mi voglio allontanare da te. Vedete, in questa prima frase Sant'Ignazio dice: l'uomo è creato, non dice fu creato, non dice che io sono stato creato, dice che sono creato, in presente lo sta dicendo. Perché? Perché Dio costantemente mi mantiene nell'essere, mantiene la mia esistenza, cioè la provvidenza divina continuamente ha cura di me. Adesso, in questo stesso momento, Dio sta pensando a me. Dio mi sta mantenendo nell'essere. E questa è una verità fondamentale e allo stesso tempo bellissima, però dobbiamo essere umili, perché il nostro orgoglio e il nostro disordine, come dicevamo, a volte ci fanno allontanarci da questa verità, allontanarci da quello che pensa Dio di me e quello che Dio vuole di me. Sembra come che Dio ci toglie la libertà perché noi siamo esseri dipendenti. Sembra un paradosso qua, ma in realtà è il rischio della libertà. Cioè Dio mi ha creato, mi ha amato da tutta l'eternità e ancora adesso in questo momento mi ama e mi sta dicendo: sceglimi, perché questa è la cosa migliore per te. Però io per sceglierlo devo essere umile, devo accettarlo. Quindi umiltà da una parte, e un'altra cosa che un altro atteggiamento che dobbiamo avere è grande fiducia e non scoraggiarci davanti alla nostra debolezza o a vedere come il mondo è lontano da Dio. Dobbiamo avere grande fiducia in un Dio che ha così cura di me, che si preoccupa tanto per me. Ci deve infondere grande fiducia. Noi siamo creati per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore e così salvare l'anima. Questo mi deve dare grande forza a vivere in pienezza la mia vita. Cerchiamo di capire queste parole. Perché lodare, riverire, servire? Quindi cosa implica ciascuna di queste attitudini? Prima cosa, lodare. Questo possiamo dire che significa conoscere, riconoscere e far conoscere Dio agli altri. Cioè lodare è cantare costantemente le meraviglie del Signore. E questo lo possiamo fare con la preghiera e lo possiamo fare con la nostra vita di buoni cristiani. È un lodare continuamente Dio. Questo è imitare quello che fanno i santi in questo momento in paradiso. Stanno continuamente lodando Dio, perché lo stanno contemplando, faccia a faccia. E quindi tutto è in riferimento a Lui. Cantano le sue meraviglie, le sue misericordie. È quello che dice il Salmo 18. Chi potrà ripercorrere le sue meraviglie, il potere della sua maestà? Chi lo misurerà? Chi pretenderà di contare le sue misericordie? Niente bisogna togliere, niente aggiungere, e non possono inseguirsi le meraviglie del Signore. Quindi prima cosa, lodare il Signore. Seconda cosa, riverire il Signore.
questo riverire implica un po' quello che abbiamo detto all'inizio, umiltà. Riverire il Signore significa chinare il capo davanti a un essere trascendente, un essere onnipotente. Riverire è riconoscere che Dio è l'essere supremo, onnipotente. Questo corrisponde alla creatura gli corrisponde riferire e ringraziare il suo creatore. E questo è importante, riverire Dio, l'essere supremo, perché se noi non facciamo questo, se noi non facciamo questa riverenza a Dio, renderemo culto alle creature. Se noi non lodiamo l'essere supremo, loderemo un'altra realtà e quindi sarà una creatura, perché Dio ha creato tutto. Quindi quello che non è Dio è creatura, come vedremo nella prossima meditazione. E quindi non possiamo adorare Dio e una creatura. Non possiamo avere due padroni, dice nostro Signore. La storia dell'uomo è così. La storia del popolo di Israele, ad esempio, per non adorare Dio, per non riverire Dio, hanno cominciato ad adorare un vitello d'oro, perché non facevano riverenza all'essere supremo, al Dio vero. Perché oggi nel mondo si vede tante persone tristi? Perché si vede tante persone che non sono felici? Perché non fanno riverenza all'essere supremo, perché la creatura non fa riferimento al creatore, quindi sempre gli manca qualcosa. Sempre dobbiamo ricordare quella frase profonda di Sant'Agostino: ci hai fatti, Signore, per te, e il nostro cuore non sarà tranquillo finché non riposi in te. Quindi riverire il Signore, chinare il capo verso il Creatore, verso l'essere supremo. E terzo, servire Dio. Servire. Metterci alla disposizione di Dio. Ci possiamo chiedere, non sarebbe meglio dire amare Dio? L'uomo è creato per amare Dio. Perché Sant'Ignazio non ha messo la parola amare Dio? E noi pensiamo che perché servire Dio implica l'atto più grande di amore che si può fare a una persona. Cioè, se io servo Dio, sto facendo l'atto di amore più grande nel mio servizio, mettendomi a disposizione di Dio. E quello che dicevamo, da una parte ci sta Dio che mi ispira, mi dà la sua grazia per essere santo, dall'altra parte ci sono io che devo sforzarmi. E quindi io mi metto al servizio di Dio, con atti di amore da parte mia, essendo generoso, ad esempio in questi esercizi spirituali, cerco di farli con tutte le mie forze, per capire cosa vuole Dio di me, per essere più docile a quello che lo Spirito Santo mi vuole dire nel mio cuore. Quindi implica, come abbiamo detto, anche questo atteggiamento, l'umiltà e la fiducia. Io voglio servire Dio e mediante questo salvare l'anima. Cioè, questa è la cosa più importante. Perché, appunto, stiamo dicendo, questa prima meditazione, il principio fondamento è capire il senso della nostra vita. Lo stesso Signore Gesù Cristo, che è molto intelligente, ha detto questo: che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? Vedete, magari voi con una sola di queste verità che stiamo dicendo in questo corpo della meditazione potete rimanere, potete trovare tante cose per meditare, per riflettere, e tante emozioni dello Spirito Santo che possono avere, che potete avere nella volontà per ringraziare, contemplando il bambino Gesù che si è fatto uomo per dirmi il senso della mia vita. Ricordare che dopo la nostra morte la nostra vara non avrà tasche. Noi non potremo portare
nella nostra tasca cose materiali. Non possiamo portare le cose materiali dopo la nostra morte all'incontro con Dio nel nostro giudizio. Noi solo porteremo opere buone, opere cattive. E quindi per quello Sant'Ignazio mi sta dicendo, dai, il giorno del tuo giudizio, quando la tua anima deve essere giudicata, tu devi presentarti con opere buone, lodare, riverire, servire Dio. Quindi adesso dobbiamo cercare di capire come concretizzare nella mia vita questi atti, come lodare, come riverire e come servire Dio con tutte le mie forze per salvare l'anima. Salvare l'anima, questo dobbiamo meditare. Prendere la decisione di vivere la mia vita in tal maniera da salvare l'anima. Lì dove è il tuo cuore, lì è il tuo tesoro. Madre Teresa di Calcutta lo dice chiaramente in quell'intervista famosa al giornalista, che dopo la madre le aveva raccontato tutto quanto aveva fatto, tutto l'apostolato di carità che faceva la Madre Teresa per i poveri, per i più poveri. Questo giornalista le dice: madre, io non farei quello che sta facendo lei nemmeno per tutto il denaro del mondo. E la Madre Teresa gli risponde: nemmeno io lo faccio per tutto il denaro del mondo. Un'anima vale infinitamente più di tutti i soldi del mondo. E questa era la verità che aveva in mente la Madre Teresa e che dobbiamo avere noi. Quanto vale un'anima? Vale quanto il sangue di Gesù Cristo. Questo vale un'anima. Dobbiamo vedere Gesù Cristo in croce per capire quanto vale un'anima, perché Gesù Cristo ha dato la vita nella croce per ogni anima, per la mia anima, per la tua anima. Salvata l'anima, si salva tutto. Perduta l'anima, si perde tutto. Per quello tenere presente questo principio e fondamento. Riflettere: come vivo io la mia vita? Devo togliere ciò che è cattivo, devo purificarmi, vincere me stesso, appunto stiamo facendo questi esercizi. Che cosa nella mia vita devo cambiare per essere indirizzato verso la santità, per presentarmi a Dio con buone opere? Che cosa devo togliere? Che cosa devo far crescere? Che talenti ho io per far crescere, per sviluppare e prendere la decisione di cambiare la mia vita? Una volta che abbiamo finito il corpo della meditazione, come dico, non è che dovete fare tutto il corpo. Magari una sola verità vi serve durante un'ora per fare meditazione. Una volta che abbiamo finito di riflettere, si arriva al colloquio, che anche si può fare prima. Se uno già vuole fare il colloquio, di parlare con Dio, per chiedere con questi affetti, queste verità che stiamo meditando, che stiamo riflettendo, chiedere la grazia di vivere bene la mia vita, di capire ciò che devo cambiare. Bene, si arriva al colloquio, quindi posso parlare con Dio, dirà Sant'Ignazio, come quando io parlo con un amico, magari cercando un posto di raccoglimento dove state facendo la preghiera, la meditazione, se è una chiesa meglio evidentemente, però anche alla vostra casa, immaginare che nella stanza dove state pregando ci sta Dio Padre, ci sta Gesù Cristo, il Figlio, anche il bambino Gesù, o lo stesso Spirito Santo. E che cosa gli dico? Che cosa gli dico a Dio che è davanti a me? Perché è vero che sta davanti a me. Che cosa gli dico a un amico? Come parlo con un amico? E quindi, dopo aver fatto questo corpo, questa meditazione, questi punti di riflessione, io gli devo chiedere al Signore la grazia di veramente approfittare della mia vita, di capire il senso della mia vita, di avere le forze per respingere ciò che è cattivo, come abbiamo pregato all'inizio allo Spirito Santo,
di avere la forza per intraprendere una vita spirituale seria, di servire Dio solo al primo posto. È tutto quello che lo Spirito Santo suscita dentro ognuno di voi. Tutto questo dovete parlare con il Signore. E dopo, una volta avete fatto questo colloquio con il Signore, fare un esame di coscienza. Bene, ho potuto raggiungere il fine che mi chiedevo, che la grazia che chiedevo in questa meditazione di capire il senso della mia vita? In pochi minuti, 5 minuti anche. E così dedicare i preamboli 5 minuti come massimo. Il corpo della meditazione, magari più tempo, potrebbe essere 15 minuti, 20 minuti. Il colloquio, dedicare più tempo anche, se si può, 15 minuti. Vedete, ognuno di voi secondo le vostre possibilità e il tempo che potete. Però, come sapete, la meditazione, la parte più importante, è sempre il colloquio, parlare con Dio e entrare in questa sintonia, in questa unione con il Signore, e per questo vi darà la forza per vedere che cosa si deve cambiare e che cosa si deve migliorare per cercare la santità. Finisco dicendo alcuni avvisi. Durante le meditazioni è buono che voi li seguiate secondo l'ordine stabilito che stiamo facendo adesso. Questa è la prima meditazione, dopo, una volta che avete fatto questa, fare la seconda, non saltare i punti di meditazione. Perché? Perché in questo libro degli esercizi Sant'Ignazio va disponendo l'anima, va preparando l'anima a fare le scelte, e quindi piano piano lo Spirito Santo vi illuminerà a vedere che cosa si deve cambiare. La prima cosa adesso, il fine di questa prima meditazione è appunto capire che deve essere Dio al primo posto, e piano piano con le meditazioni vedremo come riuscire a che cosa si deve fare per mettere appunto a Dio nel primo posto. Chiediamo quindi l'intercessione di Maria Santissima, di Sant'Ignazio, per i frutti di questi esercizi spirituali. E l'ultimo avviso di parlare con i sacerdoti. Ricordate che abbiamo inviato queste locandine dove potete vedere a che sacerdote fare le consulte. Anche io sono predicatore, padre Tommaso Bonello, lì potete anche scrivere email o scrivere per WhatsApp per fare diverse domande. Evidentemente, secondo il tempo che abbiamo a disposizione, cercheremo di aiutarvi. Ci sono tanti religiosi in questo seminario San Vitaliano Papa, nelle case di formazione sia delle suore, e in tutto il mondo della nostra congregazione abbiamo inviato una richiesta di preghiere, quindi ci sono tante persone che stanno pregando per questi frutti, per questi esercizi spirituali, perché ci siano tantissimi frutti. Quindi affidiamo a Maria Santissima e a Sant'Ignazio appunto questi esercizi. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.